Finalmente, finalmente, finalmente. Voglio ringraziare il questore Marco Dorisio per l'intervento che ha fatto in via Longhin. A tal proposito voglio ricordare le parole del mio collega sindaco Sergio Giordani che diceva: sono complice? Sì, non bisogna criminalizzarli, ma bisogna capirli. Bene, se io dovessi fare un riassunto di questa giornata, direi più Odorisio e meno Giordani. Non si fa attendere la sarcastica reazione del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, Lega, che da mesi punta il dito contro il camponomadi di Via Longhin. Rincara la dose la capogruppo in consiglio comunale della Lega, consigliera regionale Eleonora Mosco. L'intervento è stato disposto dopo l'aumento dei reati e le ripetute indicazioni dell'area come possibile base logistica per attività predatorie. È incredibile che il comune abbia destinato circa 250.000 euro agli insediamenti di Via Longhin e Lungargine San Lazzaro, circa 50.000 euro per una nuova area attrezzata e altri 200.000 per sistemare le casette. Quando vengono utilizzati i soldi dei cittadini devono esserci più controlli rigorosi, responsabilità e pieno rispetto delle regole. L'inclusione non può trasformarsi in tolleranza verso l'illegalità. Il comune cambia impostazione. Alle polemiche risponde il vice sindaco di Padova Antonio Bressa, che ringrazia per l'operato la polizia e aggiunge: è assolutamente necessario perseguire fino in fondo tutti i reati e sono d'accordo nel dire che non devono esserci zone franche in città. Ovviamente ci sono delle forme di come dire, organizzazione di queste presenze, ma questo non deve legittimare in nessun modo che possono esserci dei fenomeni criminosi che superano quelle che sono regole che devono valere per tutti.